8 protagonisti, 8 puntate e le radici sono il ponte che uniscono questi due mondi. Perché l'America non ha cancellato la Sicilia, ma l'ha fatta brillare oltreoceano. Siamo di fronte a casa di Mario Amato, un ragazzo giovane, appena trentenne, che ha lasciato lo Sperone per venire qui a Staten Island e tra poco ascolteremo la sua storia fatta di coraggio, perché qui è riuscito a costruirsi un futuro di successo. Venite con me. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno Mario. Come stai? Bene, grazie. Grazie mille per averci ospitato a casa tua, in questo luogo intimo che hai costruito con tanto sacrificio insieme alla tua famiglia, ma adesso ci arriviamo. Intanto partiamo dalla tua origine. Vengo da Palermo. Sì, precisamente dallo Sperone. Mi sono trasferito negli Stati Uniti d'America nel 2006. Ok. Sei emozionato? Un pochettino? Sì. E io lo so, lo capisco perché la tua storia è molto bella e sei riuscito veramente ad avere coraggio a lasciare la tua città, i tuoi affetti e a ricostruirti qua da zero, possiamo dirlo, no? Sì, sei partito, sì, sono partito dal basso. da zero, da basso. E adesso? Siamo in un buon livello. Un buon livello. Raccontiamo ecco gli step. Sei arrivato qui e hai iniziato proprio come cameriere, vero all'inizio? Sì, mi sono trasferito nel 2006, ho cominciato a lavorare come cameriere in una focacceria palermitana molto famosa a Brooklyn, che si chiama Joseph & You. Da là ho cominciato ad apprendere l'inglese, perché quando sono arrivato avevo fatto scuola alberghiera, avevo studiato inglese, ma non avevo mai messo in pratica, messo in pratica, ho fatto dell'attenzione all'inglese e ho cominciato a imparare l'inglese e poi da quel momento in poi mi sono cominciato a muovere in differenti ristoranti e altri lavori. Ok, tu sei approdato diciamo a Patrizia's, che è un multi-brand ecco, di ristoranti qui, no? Sì, okay. Io ho cominciato da Patrizia nel 2014, ho cominciato come cameriere a luglio, 2 mesi dopo sono diventato manager e 3 anni dopo, nel 2017, sono diventato socio. E abbiamo aperto Patrizia Chips and Bay. Complimenti. Che tuttora è a tuo Brooklyn. E va alla grande, e noi non vediamo l'ora di conoscere, anzi domani sera saremo lì, Sì. Dopo il New York Canta ci sarà una festa bellissima, Sì, ci e saranno ospiti tutti i partecipanti. cantanti, tutti i partecipanti e tutti.
manca Palermo? Sincero, eh? Palermo mi manca a livello vacanza, perché non ci sono posti migliori della Sicilia, Palermo, tutto in generale. Ma quello che mi ha dato l'America non me l'avrebbe mai dato Palermo. Però Palermo è sempre nel cuore. Palermo è sempre nel cuore. Sì. E con la mente che hai ora, con la crescita che hai avuto qui in America, hai mai pensato di creare qualcosa di positivo su Palermo? Cioè, nel senso, magari un'idea imprenditoriale lì? Sì, sicuramente nel futuro, quando... Magari per chiudere il cerchio. Certo, Che ne perché dici? come si dice, si può togliere un palermitano Dalla sua città. dalla sua città, ma non puoi... Non lo puoi sradicare, diciamo, è Non lo come un posso. albero che ha delle radici e quando tu Sì. stacchi l'albero, no? Le radici dove rimangono? Sottoterra. Sempre E sottoterra, il siciliano la secondo me è società. proprio questo, Sì, assolutamente. Però, ecco, io conosco un po' la tua storia e il tuo percorso è stato, secondo me, così bello grazie anche alla forza di tua moglie, no? certo. Che dici, la chiamiamo? Certo, possiamo chiamarla. Chiamala. Jacqueline! Ciao Jacqueline. Ciao. Tanto complimenti, ti sei scelto un'americana bellissima. Sì, ho Sì, fatto, super elegante, poi tra l'altro super intelligente, adesso ci ho parlare. fatto del mio meglio su questo. E allora io voglio chiedere a te, com'è stare con un siciliano? Non so cosa dire, però l'unica cosa che posso dire, specialmente che siamo qua sulla camera, che ho un sacco di pazienza. Perché tu non ti sei scelto un italiano, ma un siciliano, che è totalmente una cosa diversa, è passionale, verace, è così, e quindi Sì, ci no, vuole una mi grande... piace, lo amo ovviamente. Siamo stati 14 anni insieme, abbiamo passato un sacco di cose insieme, tra i bambini, il matrimonio, cioè l'ho conosciuto quando ero al college vicino a Boston e abbiamo fatto la distanza per 3 anni. Quindi tu comunque hai visto la Quindi- sua crescita anche professionale. Sì, E sì, com'è sì. stato dal tuo punto di vista? Sono veramente molto orgogliosa di lui. Grazie. Sì. Bello, Che- mi state facendo emozionare comunque. Sì, anche a me, infatti non so. No, bello. E sì. io dico sempre che sì, da soli si ci possa fare, però quando si ha il supporto di qualcuno accanto, che è anche la tua famiglia, si può andare molto lontano. Sì. La frase tipica è quando c'è una donna dietro di te, a me piace dire una donna accanto a te, perché si cammina accanto così, e quindi voi siete una splendida famiglia e complimenti, siete un modello secondo me di ispirazione per gli altri. Grazie. Quindi Grazie. che dite, conosciamo i vostri bambini? Certo, sì, certo. sì. Rosalia, Vieni qua. vieni qua. Rosalia? Ok. Brava, Rosalia! E intanto comunque grazie per questo tributo che avete fatto, avete dato il nome della nostra santa Rosalia, Rosalia. sì. E lui è Andrew. Lui è Andrew. And la cosa, secondo me, la cosa più importante dopo tutti questi grandi sacrifici in questo paese, la ricchezza più grande sono i miei figli e mia moglie. Bravi, bello. L'amore vince sempre. Certo. Ti faccio l'ultima domanda che faccio sempre a tutti, la faccio insieme. Siete felici? Sì. Penso proprio di sì. Certo, Sì. felicissimo. Ringraziando a Dio sempre si va avanti. Grazie mille, vi ringrazio a nome di US Sicilian per aver raccontato la vostra storia e che possa essere, ecco, di ispirazione per tutti quelli che hanno voglia di sognare e di provarci. Diciamo insieme al mio 3 US Sicilian, ok? 1, 2, 3. US Sicilian! Siamo nel cuore di Palermo, nella seconda circoscrizione, un posto che spesso viene raccontato per i suoi limiti, ma che in realtà ha delle storie straordinarie, come quella di Mario Amato, nato allo Sperone ai 18 anni, decide di lasciarla per inseguire i suoi sogni. Da cameriere a manager, adesso proprietario di uno dei ristoranti più belli di Brooklyn. E adesso andiamo a scoprire come si è evoluto questo posto grazie alle parole del presidente della seconda circoscrizione. Venite con me.
buongiorno. Buongiorno. Grazie mille per averci Grazie a ospitato voi. in questo posto. Che ne dici se ci accomodiamo? Sì, Visto certo. che è una bella storia quella di questo territorio. Eh sì. Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione. Come possiamo definire, ecco, l'anima di questo territorio oggi? L'anima di questo territorio, innanzitutto siamo all'ingresso della città di Palermo, è la porta sud orientale della città, un territorio stupendo che ha tanta storia da raccontare. Diciamo, l'anima di questo territorio è un'anima balneare che si affaccia sul mare, noi ci affacciamo per 7 km sul mare e la storia dice che noi siamo la parte, diciamo, la vera location dei palermitani degli anni 50. Quando ancora Mondello, diciamo, non era così conosciuta per come è oggi. E qui siamo sul litorale dove insistevano i famosi lidi, i bagni Petrucci, i bagni Virzì, i ristoranti Santo Palato, Spanò, Renato, un famosissimo ristorante che a suo tempo anche la regina Elisabetta è venuta a fare visita. E questa è una storia che noi ci riportiamo, che ancora tanta gente racconta per strada, perché purtroppo oggi non è più così. Purtroppo dopo il sacco di Palermo degli anni 70, diciamo, tutto è stato degradato, permettendo di far diventare una discarica la spiaggia. E quello che oggi noi abbiamo è il risultato di quello che si è salvato grazie ai lidi che a suo tempo erano ancora presenti. La nostra vocazione è una vocazione balneare. Un territorio con tanta storia, abbiamo anche qui all'interno del territorio dei percorsi arabi normanni, dove San Giovanni dei Lebbrosi è una delle prime chiese addirittura della Sicilia. Insomma, c'è tanto da raccontare. Sì. Però ecco, un'anima balneare ma anche contrastante, mi hai detto tu, un territorio difficile e quindi comunque anche un tuo ruolo molto complicato. Come riesci, ecco, a stabilire, ecco, a fare delle iniziative per riqualificare il territorio a livello socio-culturale, per esempio? Diciamo che questo è un territorio che, come dicevo, ha 90.000 persone. Andiamo dalla stazione centrale sino ad arrivare ai confini dei comuni limitrofi, Villabate e Ficarazzi. È un assemblamento di quartieri, diciamo, il territorio, la circoscrizione, dove ogni quartiere ha un tessuto sociale ben diverso, diciamo, ognuno dall'altro. I quartieri più famosi sono Brancaccio, Sperone, Ciaculli, ed è un territorio dove insistono sì dei problemi, però c'è tanta voglia, dove le nuove generazioni stanno contribuendo a cambiare pelle a questo territorio e ci auguriamo che questi progetti che l'amministrazione centrale sta portando avanti, che è la riqualificazione del litorale, che presto ci auguriamo possa ritornare ai vecchi fasti, tornare balneabile, dia l'opportunità a tanta gente sia di lavoro che sia di prospettive che certamente oggi soffriamo perché mancano. Certo, perché noi abbiamo conosciuto Mario Amato che nato e cresciuto fino ai 18 anni allo Sperone, che ecco, non ha avuto, ecco, magari qui la possibilità di emergere e ha fatto fortuna a Brooklyn, da cameriere è diventato manager e adesso è proprietario di un ristorante bellissimo. Ecco, se adesso per esempio un siciliano volesse tornare con la sua città d'origine, cosa troverebbe secondo lei? Diciamo, Palermo sta diventando ormai anche una città, ormai è una città molto turistica, dove la prospettiva ad oggi, diciamo, le difficoltà ci sono, perché purtroppo anche gli Istat ci dicono che purtroppo Palermo è una delle città dove tendenzialmente c'è molte famiglie che vengono sostenute, diciamo, dallo Stato. Però la prospettiva ci lascia ben sperare, perché la riqualificazione di questo territorio certamente porterà afflusso, porterà turismo. Vedo e percepiamo che anche da questa parte di città molta gente viene a investire su via Messina Marina, compra alloggi, nascono continuamente B&B e questo crea la possibilità che chi vuole inventarsi un lavoro nel mondo del turismo può avere la possibilità.
Certo, ci dispiace che quando la gente che esce fuori è quella poi quella più brava, quella che fa fortuna, e tendenzialmente qua ci ritroviamo quelli che un po' si piangono addosso, dove c'è poca iniziativa e poca volontà nel poter creare qualcosa che possa essere... Magari ecco, l'amministrazione secondo me deve comunque cercare di valorizzarli e di non dimenticarli. E questo, c'è questo treno, lo definisco io un treno che sta passando, che diventa fondamentale non soltanto per muovere questa parte di città, ma per tutta la città. Se consideriamo che questo territorio si affaccia per 7 chilometri sul mare, e attualmente il mare è interdetto perché non è balneabile, rappresenta il 60% della costa di Palermo. Anche perché non abbiamo niente da invidiare all'America, secondo me. Abbiamo un territorio che è veramente splendido. E oggi ci troviamo proprio allo Stand Florio ed è un esempio di riqualificazione e di unione tra pubblico e privato che, ecco, secondo me è ben riuscita. Quindi davvero questa, la strategia che l'amministrazione deve portare avanti è questo, puntare sugli imprenditori. Esatto, sì. Perché molto spesso il bene comune non viene tanto apprezzato, dove c'è l'interesse dell'imprenditore, dove fa naturalmente ed è giusto che faccia i suoi interessi, succede questo, la cura, l'interesse, il tenere in ordine, il tenere pulito. Esatto. E se dovessimo lanciare un messaggio ai siciliani che sono in America, che messaggio sarebbe? Ma per noi, a noi ci fa piacere che la gente che è andata via a suo tempo da Palermo e oggi ricoprono posizioni importanti in America, per noi è un motivo di orgoglio, perché poi è la nostra gente, la nostra gente. Questi per noi diventano motivi di esempio, motivi di orgoglio, che chi è andato o per necessità o per inseguire un sogno abbiano realizzato i loro desideri. Qui purtroppo la gente fatica, a prendersi di coraggio e seguire anche questa linea, anche se molto spesso noi lavoriamo per farli rimanere la gente e non far andare via le eccellenze. E speriamo che questa cosa continui. E adesso andiamo a scoprire comunque un po' di eccellenze che abbiamo anche nel nostro territorio, che sono gli imprenditori Tardivo di Ciaculli e Contorno. E poi abbiamo la pasticceria Iosè, una delle Iosè. pasticcerie più antiche del nostro territorio, dove esporta cannoli e cassate in tutta Italia. E allora andiamo a mangiare. Sì. Stand Florio, posto bellissimo, grazie per avercelo fatto visitare. Grazie E adesso a voi. andiamo alla parte più interessante, ecco. I produttori di questo territorio, come Tardivo di Ciaculli, cosa mi puoi raccontare? Diciamo che questo è un frutto che identifica questo territorio, perché è un frutto che nasce da queste parti ed è particolare per la sua maturazione, che matura tra febbraio e marzo e alcune volte ad aprile. Un frutto che ha delle particolarità, dalla sua buccia che è piena di oli essenziali, dalla sua polpa, la presenza dell'osso, come si suol dire, del mandarino, ed è un'eccellenza di questo territorio, cioè nasce in questo periodo soltanto in questa circoscrizione, che è Ciaculli. Basta pensare mandarino, viene in mente questo, anche in America conoscono e sanno che il tardivo nasce in questo periodo. Il consorzio Tardivo di Ciaculli, diciamo, che raccoglie tutti il raccolto dei singoli proprietari a Ciaculli, ne fa un marchio d'eccellenza, e poi col tempo si sono anche evoluti. Con le conserve, con i rosoli e con gli aperitivi, dove le essenze sono estratti da questo frutto eccezionale. Complimenti e ringraziamo Tardivo di Ciaculli per essere stato qui presente con noi. Continuiamo e andiamo a trovare Iosè, una pasticceria. Papà nel 1960 apre questa pasticceria, all'origine gelateria, perché apre nel mese di luglio. Noi segniamo la nostra data di nascita il 15 luglio, il giorno del festino. Ci distinguiamo per avere conservato nella tradizione da padre, questo passaggio da padre in figlio, aver cercato di mantenere il cannolo, la cassata al forno con delle caratteristiche di alta manualità. Il cannolo parla della sua differenza tra uno e l'altro, Perché sono fatti? della sua manifattura fatta a mano. Questa per esempio oggi si fa comunemente nello stampo, invece questa racconta una manualità che solo l'artigiano può esprimere
abbiamo un involucro di pasta frolla, ricotta, pan di Spagna, spolverata di zucchero, cannella. Verosimilmente la vera cassata è questa. Noi poco fa, noi ci siamo incontrati prima e tu mi raccontavi che ecco, i dolci possono avere 1000 storie. Se dovessi raccontare ecco, la storia del cannolo, ecco. Una curiosità che mi piace raccontare sempre è questa. Io mi sono chiesto perché nella mia pasticceria papà ha sempre messo una ciliegia rossa, un pezzo di pera verde e l'arancia candita. Questo racconta la trinacria, pensate la bellezza, il verde che può rappresentare il pistacchio, Certo. e la fragola, il rosso dei frutti nostri che rappresenta un'altra parte della Sicilia, quindi pistacchio siamo nel catanese Bronte, fragola siamo Sciacca Trapani, e l'arancia della Conca d'Oro che si estendeva sino qua. E vogliamo testimoniare qualcosa, proprio vogliamo raccontare che a Palermo è anche tanta bellezza. E anche tanta bellezza. Culinaria. Esatto. E proprio a proposito di bellezza, io non posso che devo farlo questo, lo faccio sempre. Questo mi fa molto piacere. Sono felicissima di trovare questi prodotti, Contorno diciamo è un'istituzione, ecco perché vorrei che mi raccontassi ecco, l'origine. L'origine risale a 110 anni fa, da un'intuizione di mio bisnonno e di suo fratello, erano Nino e Luciano Contorno, che in un quartiere che era un'aperta campagna iniziano con la trasformazione di agrumi e quindi iniziano a produrre derivati dagli agrumi. Un esempio era il citrato di calcio, perché il contesto era totalmente diverso da quello attuale, c'erano tanti agrumeti. Piano piano poi si è iniziato a lavorare materie prime, le materie prime per cui noi siamo conosciuti, quindi il pomodoro, le melanzane, poi le conserve a base di pesce. Passano 110 anni, si alternano altre 3 generazioni sino ad arrivare alla quarta attuale, rappresentata da me e da mia cugina Noemi. Dai. Quindi un'eredità molto forte, no? Da portare avanti. Assolutamente sì, un'eredità, una responsabilità e una sfida. È una sfida. E allora, il prodotto ecco di punta di Contorno qual è? Il prodotto di punta è la caponata di melanzane, è il nostro must, è il prodotto per cui tutti i consumatori ci conoscono, ci ricollegano non solo grazie alla qualità del prodotto ma anche alla grafica, alla latta gialla con la melanzana al centro che ricorda un po' il gusto di Sicilia. Il sole, il giallo della nostra dolce terra. vita siciliana è quello per cui ci conoscono. Però ecco, voi siete alla quarta generazione, quindi immagino che ci sia stata anche un'evoluzione seguendo anche i tempi ecco, del mondo enogastronomico, e questo è un prodotto nuovo, perché a me ecco, ragù vegetale, ecco, parliamo di queste cose. Questo è un ragù che nasce come un ragù che vuole fare il ragù di carne senza avere la carne. Ma non è una truffa? No, assolutamente. È un ragù vegetale al 100%, che si basa al 100% sui sostituti della carne, in questo caso sui legumi, perché abbiamo la farina di piselli da cui si deriva una texture simile a quella della carne. Infatti se non lo sai all'inizio potresti pensare ma sto mangiando un ragù di carne, invece non è. Avete mai fatto una challenge di questo tipo? Cioè portare a tavola le persone e fare di ecco, tagliatele con il ragù e poi alla fine potrebbe essere una bella idea. Sicuramente è una bella idea, prenderò spunto da questo tuo consiglio. Teresa, grazie mille davvero per aver ospitato ecco, US Sicilia, neanche gli imprenditori siciliani, per poter valorizzare quello di bello che abbiamo. E tu lavori in questo posto, che cosa ci puoi raccontare? Siamo a Romagnolo, Sì. che è una zona di Palermo che nei primi anni del Novecento era la Palermo Inn, piena di ville stile Liberty, era il mare della Palermo dei primi anni del Novecento. Questa struttura che vedete alle mie spalle è un gioiellino dello stile Liberty di Ernesto Basile, Sì. che è stato della famiglia Florio per volontà di Vincenzo Florio, è stato riqualificato
nel 2016 da una famiglia di imprenditori, la famiglia Vaiana. Hanno ristrutturato questo bene ridonandolo alla città. Questo spazio vive di eventi, io lo considero un Cursal, un luogo di ritrovo non solo per eventi privati ma anche per eventi pubblici. Siamo un locale di pubblico spettacolo, apriamo il ristorante in estate, gli aperitivi, ma ci occupiamo anche di arte e cultura. Quindi un binomio perfetto. Sì. Direi proprio di sì. US Sicilia!